settembre 1842 si aprono agli scienziati venuti da ogni parte d'Italia le nuove sale dello stabilimento Pedrocchi, frutto dell'incontro tra un imprenditore straordinario per spostare rinunciando a vizi, a spassi e sopportando me. Ma cosa visito il più bel caffè della terra? Se mi sentite un po' meglio, visto che siamo all'aperto, questa è la loggia Corinthia. Avrete notato prima, dietro le mie spalle, che laddove c'erano le salette posta al centro della città. È un misterioso scrigno delle meraviglie che suscita sensazioni, eccita la fantasia, racchiude cultura, ma lo fa con una grande ironia e con uno straordinario eclettismo. Il piano nobile dello stabilimento Pedrocchi è stato costruito da Giuseppe Iappelli, architetto, sala moresca come è un arabo dipinto sulla porta di una toilette, mentre spia signori a simboli massonici. E io chi sono? Sono un'araba? Sono una creatura della fantasia? Conte Carlo Leoni lo subisco un po' come la legge del contrappasso. Infatti il mio antenato era quel Pietro Bello. Ma possiamo anche andare nella sala seguente. Vi invito solo a notare come questo, l'inizio del cammino, sia la sala etrusca. La riconoscete perché vedete come vi siano tutte le decorazioni in stile etrusco nei due periodi dell'arte. Abbiamo visto il ritratto di Antonio Pedrocchi eseguito da Achille Astolfi. Prima di spiegarvi questa sala, forse è anche carino, simpatico, darvi l'idea di questa macchina del tempo. Il vestimento, ecco, erano quelle dell'indole, perché era insieme fervido e prudente, subitaneo e paziente, eccessivo e moderato, fantastico e calcolatore, liberale e greco. Eppure da quest'uomo così contraddittorio, ecco che la festa degli studenti nasce qui a Padova. Se andate nella sala bianca, perché il caffè è caratterizzato dal fatto che vi è una sala rossa, una sala verde, dove tuttora si può stare senza pagare, una sala rossa che è quella centrale, che è forse quella più bella, più autorevole, e poi in fondo la sala bianca, che è quella che dà ce l'ho fatta. Oggi, 9 giugno 1831,
Ho fatto un caffè, sempre aperto, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Un caffè dove per sedersi non è necessario mettere mano al borsellino. Ma chi lo desiderasse può ordinare qualsiasi prelibatezza: tè, caffè, cioccolata. E pensare, signori, che mio padre aveva cominciato come garzone. Aveva cominciato presso il conterraneo Pietro Zillo, che aveva bottega d'acqua al botto. La sua bottega corrispondeva a quella parte del caffè, quella che si affaccia alla storia. E ti no. Ed effettivamente così sta. Dicevo, questa è la sala ercolano pompeiana, i primi arrivati, perché riprende lo stile romano di Ercolano Pompei e lo riprende in maniera anche molto bella, molto originale, perfino negli arredi, in questo bellissimo tavolo di pietra, dove potete notare la festa degli studenti nasce qui a Padova. Se andate nella sala bianca, perché il caffè è caratterizzato dal fatto che vi è una sala rossa, una sala verde, dove tuttora si può stare senza pagare, una sala rossa che è quella centrale, che è forse quella più bella, più autorevole, e poi in fondo la sala bianca, che è quella che sarà dunque un filosofo, ma egli, quantunque brutto della bruttezza di Socrate, non ardì mai sospingere il proprio intelletto a tali fragrante mesce tutto di alla numerosa coorte che di continuo gli fa corona. Il nostro secolo che ci assorda ha ricevuto la disdetta del vostro abbonamento, ma spero che ciò non sia da imputare a codesto articolo, dato che la bozza... Professori grandi, professori piccoli e spie. Questo no, questo non si può tollerare. Signor Antonio, non vi alterate, l'articolo ebbe più appassionati glossatori e commentatori che la Divina Commedia. Viva il nostro secolo, signori! Ed ora facciamo un altro salto. Vi ricordate cosa vi dissi quando possiamo dire cominciò la nostra amicizia? Ah, ma certamente, Antonio. Vi dissi che dalla vostra mente fervidissima avrei voluto il più bel caffè della terra. Beh, è ben vero che ora avete la proprietà di tutta l'isola triangolare nella quale ho posto il mio progetto. E voi non sapete quanto mi sia costato. Vabbè, un bel capitale, immagino. Non parlo solo di denaro. Completamente seduto, e qui vedete sono tornato nei panni di Carlo Leoni, ma soprattutto mi accorgo di Sala Rossini. Sala Rossini, lo vediamo dalla scritta, Gioachino Rossini, splendore e forza del canto italiano. Beh, 742 viene inaugurato lo stabilimento. Ecco, pensate come il musicista di riferimento, cantore della libertà, pensate al Michele Botteglia, una sorta di moderno Hollywood, in fondo sia stato stesso Rossini. Poi, fatalità, nell'arco proprio dal 42 in poi, ecco che si sarà avvenuto invece Giuseppe. La bellezza che succede nello stabilimento, la magia di tutte le epoche raffigurate nel piano nobile. Ed è una magia fuori dal tempo, incastonata in quel limbo indefinito che è l'immaginazione e la fantasia. E questo, signori, è il gusto e la cultura.
Legno in maschera